Un cordiale saluto dal Palacus di Cagliari, quinta giornata di andata del campionato di Serie A1 femminile di basket. In campo Cus Energit Cagliari e Piramis Torino, una sfida che vado a presentare con due ospiti: Marcello Vasapollo, vicepresidente del Cus Cagliari, e Giovanni Garrone, invece presidente della Piramis Torino. Allora partiamo proprio da Torino. Il vostro andamento in questo campionato è stato un po' particolare, 2 vittorie fino ad ora, entrambe in trasferta. Siete sostanzialmente una squadra di forte personalità per vincere, insomma, 2 partite in trasferta. No, soprattutto abbiamo avuto problemi nelle partite in casa, più che altro perché la partita contro Umbertide è stata persa perché abbiamo giocato male. Parma invece ci ha sconvolti per il quintetto che ha messo in campo e quindi c'è stato poco da fare, insomma. Passiamo invece alla presentazione del Cus Cagliari, 4 sconfitte fino a questo momento. Può iniziare oggi però il vero campionato del Cus? Ma oggi forse la squadra è un po' più abbordabile rispetto alle precedenti, perché insomma le precedenti erano veramente quasi inarrivabili, perché anche Orvieto, io in tanti anni di A1 non ho mai vinto, anche con grandi squadroni, figuriamoci quest'anno che la squadra mia non è fortissima. Ma sì, diciamo che Torino secondo me è superiore a noi tecnicamente e fisicamente, però insomma ce la giochiamo. Marcello Vasapollo ha illustrato un dato, quello relativo alla fisicità. Voi prendete molti più rimbalzi a partita, immagino sia questo il fondamentale su cui punterete per provare a vincere anche quest'oggi a Cagliari. Sì, sicuramente sì, perché le squadre ovviamente tutte e due si sono studiate a fondo. Cercheremo di provare a tenere l'area di proprietà e poi cercare di lì partire in contropiede e sviluppare qualche buona azione con Anderson e con Cohen e con la quarta, che sono le giocatrici che ci possono dare qualche punto in più. Sì. Pralis contro Anderson, può essere questo il duello decisivo della partita? Ma secondo me è più decisivo sotto le planche, dove loro forse sono più forti fisicamente e niente, deve tenere la nostra Nina Milic lì sotto e vediamo cosa succede, insomma. Torino neopromossa in questo campionato, tornate in Serie A, una strana coincidenza anche con la società invece maschile. Ci vuole raccontare un pochino qual è la vostra realtà? Ma in realtà le due società erano la stessa cosa fino a giugno dello scorso anno. E senza volerlo, programmando abbastanza bene, la fortuna ci ha portato ad avere 2 promozioni in contemporanea. Per Torino, che è nel 2015 capitale europea dello sport, è una bellissima soddisfazione. Poi si sono separate le 2 strade. Il Cus a Torino ha dato una mano a quella che è la squadra che è la maschile. Noi con la nostra femminile siamo rimasti con l'altra parte, che ha un grande settore giovanile e una prima squadra che fa la Serie B. Non ci vuole essere concorrenza, sono solo 2 strade che si sono aperte. E sul femminile noi puntiamo molto perché effettivamente dopo 32 anni essere tornati in Serie A è una cosa da non perdere. Cioè il nostro campionato, la vittoria del nostro campionato è non retrocedere, quindi quello è una delle cose importanti. Esempi di collaborazione che arrivano da Torino, un pizzico di invidia vedendo un po' quella che è la realtà di Cagliari, dove con tante difficoltà si riesce a mantenere una serie importante come appunto la massima serie. Sì, noi quest'anno veramente abbiamo fatto di tutto per rimanere, nonostante diversi problemi economici che non sto qui a ricordarvi, però sai, è bello avere un campionato con Cagliari, come è bello avere un campionato come una città come Torino, che è una città importante, quindi insomma speriamo che resti così. Io mi auguro, perché sono amici, che a parte che si salverà sicuramente, che Torino rimanga, perché squadre come Torino, Milano danno lustro alla pallacanestro femminile italiano, insomma. Una particolarità che ho notato studiando, preparando questa partita, è la forte piemontesità della vostra squadra. Avete tante giocatrici della regione, immagino sia un motivo d'orgoglio in più questo. Assolutamente sì, è il risultato di tanto lavoro di Mario Soriente nel settore giovanile, che ha dato i suoi frutti. Adesso abbiamo metà squadra, è una squadra torinese. Questo comporta vantaggi economici, fidelizzazione e veramente una possibilità per le ragazze locali di poter traguardare una Serie A proprio in casa, insomma, che è una cosa non comune nella pallacanestro ma anche negli altri sport, insomma. Il Cus Cagliari non vuole essere da meno, anche nel roster cagliaritano ci sono diverse giocatrici sarde, non solo cagliaritane ma anche algheresi, come nel caso di Delia Gagliano. Anche voi insomma puntate su questo aspetto.
Sì, ci puntiamo un po' di più. È chiaro che Torino è una città molto più grande di Cagliari e di tutta la Sardegna, quindi ha più il Piemonte, ha più facilità perché appunto ha bacino importante. Sì, noi abbiamo cercato di prendere le più bravine, le più giovani di prospetto della Sardegna. Ahimè Delia adesso ha un problemino fisico che la terrà fuori un mese e mezzo. Mi auguro che vada tutto bene per la ragazza soprattutto e poi per la giocatrice, insomma. Perfetto, allora l'ultima domanda vorrei farla un po' comune a entrambi: cosa vi aspettate da questa partita? Beh, se fosse possibile un pareggio sarebbe carino, perché una cosa importante è che la grande cortesia che abbiamo trovato è una cosa altro che da Serie A. E cosa ci aspettiamo? Onestamente per noi vincere qua sarebbe un grandissimo risultato, perché vorrebbe dire prendere 2 punti importanti con una diretta concorrente per questa salvezza benedetta, visto che il campionato è diviso in 2 fasce, quelli che vogliono pensare in alto e quelli che invece devono pensare più realisticamente. Poi se dovessero vincere loro gli stringeremo la mano, perché se lo meritano. La squadra è anche buona, hanno lavorato forte in un periodo molto breve, però i risultati arriveranno. Marcello Vasapollo incassa i complimenti, però immagino si voglia vincere ovviamente. Speriamo di vincere per dare finalmente una svolta al campionato. È molto difficile, però la palla è tonda. Perfetto, allora c'è già la presentazione delle squadre, bella stretta di mano in favore di telecamera. Ringrazio i miei 2 ospiti, piccolissima pausa per noi e poi nuovamente in diretta dal Palacus di Cagliari. Nuovamente in diretta dal Palacus di Cagliari, Cus Energit Cagliari, Fixi Piramis Torino. È la partita che apre il quinto turno di campionato. Il Cus Cagliari, come abbiamo detto in fase di presentazione della partita, arriva da 4 sconfitte consecutive, le prime 3 a dire il vero arrivate contro 3 corazzate di questo campionato di Serie A1 come Ragusa, Schio e Venezia. Nell'ultimo turno più abbordabile a Orvieto le cagliaritane hanno comunque perso, reggendo praticamente solo un quarto, 70-55 il punteggio finale in favore di Orvieto. Ben diverso invece il cammino della neopromossa Torino, che ha già ottenuto 2 vittorie, entrambe in trasferta contro Geas e Vigarano. Dunque quest'oggi arriva a Cagliari per fare il tris, le squadre sono già in campo. Allora andiamo a rendervi conto dei quintetti. Cus Cagliari che parte con Nicolina Milic, Cinzia Arioli, Cristina Benic, Samantha Pralis e Aleandra Cesta. Dall'altra parte per Torino pronta a saltare Jenna Smith, assieme a lei Yvonne Anderson, la numero 33 Mitongu Ntumba, e chiudono lo starting 5 la numero 8 Alice Quarta e la numero 13 già citata Jenna Smith. È arrivato il primo errore per il Cus Cagliari, conduce il contropiede la numero 31 Sotiriu, che era appunto la giocatrice che mancava da elencare nello starting 5. È arrivato il primo canestro della partita da parte della Piramis Torino, che dunque si porta avanti sul 2-0. Prova a rispondere il Cus Cagliari, qui grave errore di Nicolina Milic, al cuore dell'area sbaglia l'appoggio a canestro che sarebbe valso la parità. Prova ad attaccare ora la Piramis Torino, bella partenza 1 contro 1 da parte di Mitongu Ntumba. Conclusione morbida con la mano destra nel cuore dell'area. Allora mini parziale di 4-0 per Torino, prova anche a scuotersi il pubblico del Palacus con Cinzia Arioli che prova a mettersi in proprio, a prendere una tripla che però si spegne sul ferro. Rimbalzo controllato da Sotiriu che ora attacca, si palleggia su un piede, la palla che termina fuori dal campo. La rimessa
in gioco sarà appannaggio della formazione piemontese. La stessa Sotiriu che va a incaricarsi della rimessa in gioco. Caterina Sotiriu, giocatrice greca dal background europeo piuttosto importante, ha anche giocato gli ultimi europei con la maglia della nazionale greca, scusate, tra l'altro rifilando 13 punti alla nazionale italiana, punto fermo della selezione ellenica fin dal 2007, anno del suo esordio. Qui un altro fallo e altra rimessa in gioco in zona offensiva per la Piramis Torino, che attacca ancora con Sotiriu, servita la numero 13 Jenna Smith, pivot della formazione di coach Emanuele Petracchi. Ancora Smith prova a prendere il tiro, il rimbalzo dopo l'errore è stato conquistato da Samantha Pralis, che si affida a coach Antonello Restivo per cercare di ottenere il primo successo in campionato. Qui gran passo di incrocio da parte di Nicolina Milic, che sbaglia però 2 volte da sotto canestro. Qui finisce a terra Smith, anzi si trattava di Henderson, che riesce comunque in qualche modo a far ripartire l'azione di Torino, che ora attacca con Sotiriu. In punta c'è Smith, dall'altra parte in direzione di Alice Quarta, la palla che torna nelle mani di Yvonne Henderson e qui pesta alla linea laterale Mitongu Ntumba, palla persa da Torino. Può respirare il CUS Cagliari, che non ha attaccato nemmeno male, a dire il vero, nelle sue prime azioni. Diversi però gli errori di misura, soprattutto da parte di Nicolina Milic, almeno in 3 circostanze non è riuscita ad andare a segno da sotto canestro. Ci riprova comunque ora la compagine universitaria con Samantha Pralis a gestire questo possesso, il gioco a 2 ancora con Milic, stavolta fermata fallosamente. Il fallo dovrebbe essere stato commesso dalla numero 33 Mitongu Ntumba, giocatrice peraltro ben nota a Cagliari, 4 stagioni cagliaritane per lei, 3 alla Virtus, una proprio al CUS, e infatti una delle ex di questa partita. Tanto in lunetta Nicolina Milic, che finalmente si sblocca, è arrivato il primo canestro della partita del CUS Cagliari. Entusiasmo del pubblico a sottolineare il primo punto realizzato. Ora arriva anche il secondo, sempre con Nicolina Milic. 4-2 il punteggio, 7 minuti e 38 secondi ancora da giocare nel corso del primo quarto. Lega Basket femminile in diretta dal Palacus di Cagliari. Henderson dal palleggio cerca e trova Sotiriu a lavorare dal palleggio. La tripla di Sotiriu è sbagliata, bel tagliafuori di Aleandra Cesta e recupera il pallone Cinzia Arioli. Gestisce ora in regia il capitano del CUS Cagliari, cerca un passaggio deviato secondo gli arbitri. Arioli chiedeva anche un fallo, a suo avviso era stata troppo fisica la difesa della sua diretta avversaria. Si riprende comunque con una rimessa in zona d'attacco per il CUS Cagliari, passaggio consegnato di Cesta all'indirizzo di Samantha Pralis, prova a cercare un varco, Pralis non lo trova in questo momento, manda per aria un arcobaleno che però non trova fortuna. Lavora bene a rimbalzo Mitongu Ntumba, che fa valere il suo fisico. Qui è un passaggio all'indirizzo di Henderson difficile, infatti la giocatrice americana non riesce a controllare. E allora palla persa da Torino con il CUS Cagliari, che potrà tornare in attacco per il canestro del pareggio o del possibile vantaggio. Incoraggia le sue giocatrici coach Emanuele Petracchi, tecnico della Fixi Piramis Torino. Arioli ha servito Cesta osserva il piazzamento dei compagni, si fa vedere Benic che riceve fuori dai blocchi. Ora ancora Arioli che prende ancora un'altra tripla, dimenticata a rimbalzo Samantha Pralis, che fa su appunto il rimbalzo lungo, il blocco di Milic, raddoppiata addirittura Pralis, che ora torna in punta, non ci pensa 2 volte, manda per aria un altro tiro da 3 sbagliato, ma Nicolina Milic ancora a fare la voce grossa. Il CUS Cagliari deve provare a capitalizzare dopo questo ottimo lavoro a rimbalzo. Ci riesce Cinzia Arioli anche con un gesto di stizza dopo la tripla realizzata, e allora al Palacus l'Energy Cagliari passa avanti 5-4. ora il punteggio, si fa sentire il pubblico di casa. Qui Sotiriu dimenticata fuori dai blocchi, chiamata però l'infrazione di passi alla giocatrice greca, dunque nulla di fatto. Tra l'altro Sotiriu aveva messo con mano morbidissima questa tripla. 6 minuti e 10 secondi al primo mini intervallo qui al Palacus. Pralis prova a prendere il centro dell'area, arcobaleno questa volta a segno,
e prende coraggio il Cus, ora avanti sul 7-4, più 3 per le ragazze di coach Antonello Restivo, mentre riceve Sotiriu, si torna in punta da Yvonne Henderson, il blocco di Mitongu Ntumba che poi è battezzata al tiro da 3, punisce la difesa del Cus Cagliari. Mitongu Ntumba con i 3 punti che valgono la nuova parità, 7-7 qui al Palacus, mentre Cinzia Arioli riceve in uscita dai blocchi. Arriva ora Nicolina Milic che taglia dentro, qui raddoppiata Cinzia Arioli. Su di lei c'è però un fallo di Alice Quarta, è rimessa in zona d'attacco per il Cus Cagliari. Ancora Cinzia Arioli andrà a incaricarsi di questa rimessa, il capitano del Cus Cagliari, realizzatrice dell'ultimo canestro dal campo per la formazione in canotta bianca. Qui Samantha Pralis sguscia via, poi gran giocata con il passaggio no look a trovare il canestro di Aleandra Cesta. Qui saggio di tutto il talento e della tecnica soprattutto di Samantha Pralis, sgusciata via in mezzo al blocco portato dalla compagna e poi il passaggio senza guardare. Canestro importante per il Cus Cagliari che ora difende Mitongu Ntumba, il tiro aperto per Alice Quarta, sbagliato, lavora ancora bene col tagliafuori Nicolina Milic che favorisce il recupero da parte di Samantha Pralis in zona d'attacco, la giocatrice newyorkese, il pick and roll con Milic, ancora un tiro di Samantha Pralis, questa volta è sbagliato. Qui Mitongu Ntumba con quasi un gesto di stizza all'indirizzo di Pralis, si lamentava per un fallo. Henderson prende il tiro dalla lunga distanza, trova però solamente il ferro, rimbalzo conquistato dal Cus Cagliari con Cinzia Arioli, chiama vicino a sé Nicolina Milic, lavora sul blocco Cinzia Arioli che poi pesca sul perimetro, ancora Leandra Cesta, si va nuovamente da Arioli, il gioco a 2 ancora con Cesta, qui usa troppo le braccia a giudizio degli arbitri. Mitongu Ntumba dovrebbe essere il suo secondo fallo della partita, infatti coach Petracchi provvede già a un cambio, è pronta a entrare la numero 9, si tratta di Costanza Cohen ed esce proprio Mitongu Ntumba, mentre Cristina Benic è già pronta a incaricarsi della rimessa in gioco. 9-7 più 2 Cus Cagliari qui al Palacus. 4 minuti e 20 secondi ancora da giocare nel corso del primo quarto. Qui tenta l'anticipo Sotiriu, per poco non va a recuperare questo pallone, ancora a lavorare sul perno Nicolina Milic, un altro errore per lei a tutta velocità. Henderson è la stoppata di Aleandra Cesta che poggia poi il pallone all'indirizzo di Pralis, tripla senza rimbalzo, probabilmente un po' azzardata questa conclusione da parte di Samantha Pralis che non aveva nessuna compagna a supporto. Ora Alice Quarta, bel gioco a 2 con Costanza Cohen, si trovano bene le due giocatrici di Torino e arriva il fallo su Costanza Cohen che andrà dunque in lunetta per 2 liberi. Costanza Cohen alla torinese, classe 1990, 1,90 m di altezza per lei, dunque grande fisicità, quarta stagione consecutiva a Torino dopo aver un po' girovagato per tutto il Piemonte. Tra le protagoniste della promozione in Serie A, storica promozione in Serie A della Piramis Torino. È arrivato l'errore con il secondo libero da parte di Costanza Cohen e dunque attacca ancora il Cus Cagliari, qui scivola Samantha Pralis, ma in precedenza c'era stato il fallo commesso da Yvonne Henderson. Dunque Samantha Pralis che si guadagna un altro fallo, primo fallo di Yvonne Henderson in questa partita, è già pronta a incaricarsi della rimessa Samantha Pralis, prodotto della Ohio State University, che ha rimesso in gioco all'indirizzo di Benic con mano morbidissima in uscita dai blocchi. Cristina Benic regala il nuovo +3 al Cus Cagliari, anzi il nuovo +4 al Cus Cagliari. Viene aggiornato in questo momento il tabellone, 11-7 in favore della compagine universitaria, mentre prova a lavorare dal post Sotiriu, raddoppiata la palla fuori per Cohen, il tiro da 3 è un mattone, rimbalzo controllato da Cristina Benic e riparte l'azione del Cus Cagliari che si affida alla regia sapiente di Cinzia Arioli. Il passaggio di Aleandra Cesta, ancora all'indirizzo di Arioli, il blocco portato da Milic, la palla circola sul perimetro e poi dentro ancora da Milic, anticipata però molto bene in questa circostanza da Alice Quarta. Ottima la difesa della Piramis Torino che poi va anche a guadagnare un fallo speso dalla difesa del Cus per evitare di subire il contropiede. 11-7
il punteggio qui al Palacus quando mancano 2 minuti e 57 secondi al termine del primo quarto. È stato chiamato un time out da coach Petracchi, dunque anche noi andiamo a prenderci una piccolissima pausa. Terminato il time out chiamato da coach Emanuele Petracchi, dunque si torna a giocare qui a Cagliari. Si attarda un pochino il CUS che riceve le indicazioni di coach Antonello Restivo. Inizio di partita incoraggiante per la compagine universitaria, lo ripetiamo, ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato di Serie A1 femminile. Già 2 vittorie invece per la neopromossa Piramis Torino, che si è ben comportata, tra l'altro andando a vincere in 2 trasferte contro Vigarano e Sesto San Giovanni. Qui il tiro tentato da Yvonne Henderson, una delle giocatrici di punta della Piramis Torino, 18,8 punti di media realizzati, una delle migliori realizzatrici di questo campionato. In questo caso è andata a sbagliare, allora attacca il CUS Cagliari, il passaggio consegnato di Benic all'indirizzo di Milic e arriva un altro sanguinoso errore da sotto canestro per Nicolina Milic, che, lo ripetiamo, sta giocando bene ma sta in qualche modo rovinando, insomma, la sua prestazione con questi tantissimi errori da sotto canestro. Qui Sotiriu da 3 a segno dall'angolo, Caterina Sotiriu, e si riavvicina allora la Piramis Torino a contatto ora sull'11-10, 2 minuti al termine del primo quarto. Attacca il CUS Cagliari con Cristina Benic, si porta vicino a lei per il blocco Nicolina Milic, la palla circola sul perimetro dove c'è Cinzia Arioli, vuole prendere posizione profonda Nicolina Milic, che questa volta usa bene il fisico e riesce ad andare a segno appoggiandosi al tabellone. 13-10, nuovo +3 CUS Cagliari. Qui finta la tripla quarta, trova magnificamente sotto canestro Costanza Cohen, attacca molto bene con grande fluidità la Piramis Torino. E da sottolineare, da rimarcare anche l'intesa tra Alice Quarta e Costanza Cohen. Il pallone in punta ora per Nicolina Milic, qui l'anticipo da parte di Yvonne Henderson che corre a tutta velocità in contropiede, mano sinistra per lei, sbaglia però un altro canestro e si rimane dunque sul +1. CUS Cagliari 13-12, qui la finta di Pralis che poi dà fuori all'indirizzo di cesta, qui un po' troppo rapida anche per le sue stesse compagne Samantha Pralis, mentre coach Antonello Restivo provvede al cambio richiamando in panchina Cristina Benic. Al suo posto con la maglia numero 24 c'è invece Giulia Gombach, ala triestina del CUS Cagliari, classe 1994, uno dei nuovi arrivi in casa CUS Cagliari. Qui c'è spazio per il tiro fronte a canestro da parte di Cohen, strappa via il rimbalzo Milic, sporcato però il pallone e recupera allora Torino ancora con Yvonne Henderson che era andata via con un primo passo bruciante contro Cinzia Arioli. Cinzia Arioli che ha subito un colpo fortuito alla gola, si lamenta per il dolore in mezzo al campo il capitano del CUS Cagliari, che sembra comunque in grado di riprendere regolarmente il gioco. La Piramis Torino è già pronta a eseguire la rimessa da fondo campo, va a incaricarsene Yvonne Henderson, giocatrice classe 1990, uscita dall'Università del Texas. Qui trovata ancora Henderson, il blocco di Cohen che poi taglia dentro, viene servita in questo momento Cohen che poi trova sotto canestro, puntuale il taglio di Jenna Smith a segno con la mano sinistra da sotto canestro. Allora sorpasso Piramis Torino 14-13 qui al Palacus, ultimi 30 secondi del primo quarto. Gombach ha servito Arioli, fa saltare Alice Quarta, il tiro di Arioli che è però sbagliato, lavora bene al rimbalzo Giulia Gombach, la palla rimane in possesso del CUS Cagliari, qui trovata Nicolina Milic, il fallo però speso da Jenna Smith. Era andata a usare molto bene il fisico, in questo caso Nicolina Milic, tagliando fuori Jenna Smith. Jenna Smith, la seconda americana della Piramis Torino, giocatrice esperta, classe 1988 dello Iowa. 14,5 punti di media in circa 24 minuti per lei nel corso di questa stagione. Milic a segno col secondo libero,
E nuovo sorpasso Cus Cagliari sul 15-4, 10 secondi per l'attacco della Piramis Torino con Henderson dal palleggio, il blocco di Smith, va vicino alla palla recuperata Pralis, la tripla tentata da Smith, trova però solamente il primo ferro. Allora dopo il primo quarto qui al Palacus davanti ci sono le padrone di casa dell'Energit Cagliari con il punteggio di 15-14, piccolissima pausa per noi, poi nuovamente in diretta da Cagliari per il secondo quarto di Energit Cagliari Piramis Torino. Ancora in diretta dal Palacus di Cagliari, dopo i primi 10 minuti davanti c'è il Cus col punteggio di 15-14 contro la Piramis Torino, 6 punti in casa Cus Cagliari per Nicolina Milic, 3 per Cinzia Arioli e 2 a testa per Samantha Pralis, Aleandra Cesta e Cristina Benic. Dall'altra parte in casa Piramis Torino 5 punti di Mitongun Tumba, 3 invece per Sotiriu, 2 per Smith, Henderson e Cohen. È iniziato il secondo periodo, Sotiriu dal palleggio a lavorare contro Giulia Gombach, si prende un tiro difficile, lo sbaglia, lavora però con gran mestiere al rimbalzo Jenna Smith che va a segnare e si guadagna anche il fallo. Potenziale gioco da 3 punti dunque per Jenna Smith. Pronta in lunetta a trasformare il libero aggiuntivo, pivot dell'Iowa classe 1988. Ha girato parecchio nel corso della sua carriera, viene da un'esperienza in Repubblica Ceca tra le fila del Brno dove ha tenuto, pensate, quasi doppia di media in Eurolega, giocatrice di assoluto spessore e di valore europeo. Ha sbagliato il libero aggiuntivo, qui attacca benissimo il Cus Cagliari che pesca Nicolina Milic sola sotto canestro, il punto del nuovo vantaggio Cus Cagliari sul 17-16. Attacca ora la Piramis con Alice Quarta, si sbraccia e riceve in questo momento Sotiriu che poi ribalta il lato all'indirizzo di Smith che si prende un tiro dalla media, lo sbaglia ma poi lavora ottimamente a rimbalzo Henderson. Sfortunata la giocatrice americana perché l'ultimo tocco è il suo. Dunque Cus Cagliari nuovamente in attacco mentre c'è un altro cambio con coach Antonello Restivo che rispedisce sul parquet Cristina Benic e richiama invece in panchina Aleandra Cesta, giocatrice italo-argentina, protagonista fino a questo momento di una buona prova, solita prova di carattere, di sostanza per lei. Cambio anche nelle fila di Torino, sul parquet c'è la numero 18 Ilenia Cordola, primo ingresso in questa gara per lei. Attacca il Cus Cagliari con Cinzia Arioli, si fa vedere fuori dai blocchi Cristina Benic, in punta ancora Benic, si torna da Pralis, fronteggiata da Henderson, molto aggressiva Henderson su Pralis, qui gran passaggio di Pralis, ancora a cercare Milic, altro errore di Nicolina Milic con la mano sinistra. Nulla di fatto per il Cus Cagliari che ora deve difendersi dalle offensive piemontesi. Qui pescata lungo la linea di fondo Costanza Cohen che però non può ricevere questo passaggio da parte di Alice Quarta. Funziona ancora comunque l'asse Cohen Quarta in casa Torino. Qui buona l'idea, è mancato un pizzico di precisione nella direzione del passaggio per la Piramis. Qui perde palla Arioli contro la pressione proprio di Alice Quarta. Si riporta in attacco Torino. Quarta prova a prendere il centro dell'area, pesca bene Jenna Smith, a segno ancora con un potenziale gioco da 3 punti e sta facendo molto male il pivot di Torino al Cus Cagliari. Secondo potenziale gioco da 3 punti consecutivo per Jenna Smith e sorpasso Piramis Torino sul 18-17 con Jenna Smith in lunetta per il potenziale più 2. Questa volta è a segno il libero aggiuntivo, c'è un cambio intanto in casa Cus Cagliari, torna immediatamente sul parquet Aleandra Cesta, un po' di riposo per Nicolina Milic, protagonista, lo abbiamo detto, di tanti errori sotto misura, 2 su 8 fino a questo momento dal campo per lei, un 2 su 8 che pesa per il Cus Cagliari. Ora sotto di 2 lunghezze prova a risolvere Cristina Benic, a trovare un tiro dal palleggio, l'errore però per Benic. È già ripartita a Torino con Henderson
Henderson tiene fermo il pallone, il pick and roll con Smith che riceve in questo momento, accoppiata con Cesta, prova a usare il fisico, il tiro in allontanamento è sbagliato e non di poco. Cus Cagliari nuovamente in attacco, vuole ritrovare il ritmo la compagine di coach Antonello Restivo. Qui Praalis si mette in proprio, usa il suo talento e manda a segno i 2 punti che permettono al Cus Cagliari di tornare in parità. 19-19, 7 minuti e 20 secondi al termine del secondo quarto. Attacca la Piramis Torino con Alice Quarta, prova a prendere posizione Smith, sportellate con Aleandra Cesta, lavora dal palleggio Smith a segno questa volta con il semigancio. Ottimo lavoro partendo dal post basso per Jenna Smith. Nuovo +2 Piramis Torino, 21-19 qui al Palacus di Cagliari. Praalis da 3 a segno, Samantha Praalis, 5 punti consecutivi della giocatrice newyorkese che vuole mettersi in ritmo dopo un primo quarto un po' sonnecchiante. Torino in attacco con Costanza Cohen, ribaltato il lato per Yvonne Henderson, la partenza in palleggio e poi l'intercetto da parte di Aleandra Cesta, contropiede 3 contro 1 per il Cus Cagliari. Qui murata Cinzia Arioli da Alice Quarta, giocata difensiva da parte di Alice Quarta, ma ha recuperato e ha segnato da 3 punti ancora Samantha Praalis. E allora il Cus Cagliari torna avanti sul 22-21. Coach Emanuele Petracchi deve chiamare time out per parlare con le sue giocatrici. Squadre nuovamente in campo al Palacus, la fiammata di Samantha Praalis va sul +4 al Cus Cagliari, 25-21 sulla Piramis Torino. Piramis che ora prova a ricucire il pallone nelle mani di Yvonne Henderson, a lavorare dal palleggio. Cus Cagliari che ora difende a zona, e questa è la scelta di coach Antonello Restivo. Ancora Henderson, palla circola sul perimetro, tiro da 3 aperto per Quarta che non perdona dalla lunga distanza. E allora un canestro da 3 punti, Torino risponde con un'altra bomba, 25-24, -1 per la compagine piemontese. Trovata Gombach, la finta di Gombach che serve Cesta, il taglio di Gombach, servita, si torna fuori da Benic, da 3 Benic sul primo ferro, rimbalzo controllato da Yvonne Henderson, fa secca Samantha Praalis con la finta, poi si arresta, attacca, ora ragionando Torino, qui la partenza di Ilenia Cordola, difettosa secondo gli arbitri, chiamata l'infrazione di passi e palla persa da Torino. 5 minuti e 39 secondi, stiamo dunque per entrare nella seconda parte di questo secondo quarto, mentre coach Petracchi provvede a un altro cambio, richiamata in panchina dopo l'infrazione di passi Cordola sul parquet. C'è nuovamente, anzi c'è il primo ingresso in campo della numero 19, si tratta di Clara Salvini. L'attacco del Cus Cagliari con Cinzia Arioli, la difesa fisica su di lei di Henderson, manda per aria il tiro da 3 a segno Aleandra Cesta, giocatrice che ha non solo una dimensione interna ma anche una dimensione esterna da tiratrice, in questo caso ne ha dato dimostrazione, tripla che riporta il Cus Cagliari sul +4, 28-24, qui dimenticata nel cuore dell'area Jenna Smith che non si fa pregare per realizzare il canestro che permette alla Piramis di tornare sul -2, 28-26 con Praalis in attacco, lo scarico fuori per Gombach che ha spazio da 3, questa volta è lungo, tocca solamente a rimbalzo Benic mentre recupera Yvonne Henderson, la palla per Quarta su di lei, non difende il Cus Cagliari e Quarta manda a segno un'altra tripla, sorpasso Piramis Torino, 29-28 qui al Palacus, 4 minuti e mezzo all'intervallo lungo, prova a rispondere il Cus Cagliari con Benic. È lungo però il suo tiro da 3 punti, questa gara che si sta trasformando lentamente in una battaglia dalla lunga distanza da una parte e dall'altra. Qui Jenna Smith, su di lei ancora morbida per usare un eufemismo la difesa del Cus Cagliari. Smith a segno con il piazzato dalla media distanza, coach Antonello Restivo vede che qualcosa non va e chiama immediatamente time out. +3 Piramis Torino, 31-28 il punteggio quando mancano 4 minuti e 20 secondi al termine del secondo quarto.
Cus Cagliari in attacco dopo la bomba realizzata da Alice Quarta. La palla nelle mani di Cinzia Arioli. C'è un nuovo ingresso intanto in campo per la Piramis Torino, la numero 6 Ada Puliti. Attacca Pralis, lo step back e il tiro morbidissimo dalla media distanza. Samantha Pralis che si sta prendendo la scena, stanno emergendo due delle protagoniste più attese, da una parte Jenna Smith, fino a ora 13 punti per lei, dall'altra parte Samantha Pralis invece a quota 12, qui Salvini a servire ancora nel cuore dell'area. Jenna Smith nel pitturato sta facendo la voce grossa, la giocatrice americana ora a quota 15 punti realizzati. Il Cus Cagliari in attacco ancora con Pralis che si sta prendendo tante responsabilità in questa fase della partita. Cristina Benic attacca dal palleggio ancora per Pralis, 5 secondi per concludere l'azione. Pralis, il tiro da distanza siderale è sbagliato, il rimbalzo conquistato da Puliti, poi si lotta a terra. Puliti riesce a tornare in possesso della sfera, in un secondo momento su di lei va a spendere un fallo Cinzia Arioli. Piramis Torino nuovamente in attacco, secondo fallo personale intanto da parte di Cinzia Arioli. Le indicazioni di coach Petracchi, chiede maggiore attenzione alle sue ragazze. Alice Quarta è pronta a rimettere in gioco all'indirizzo di Ada Puliti, playmaker della Piramis Torino. Ancora Quarta, arriva il blocco di Smith, sul perimetro c'è Cohen, si torna da Quarta, il blocco stavolta di Salvini. Qui trovata Smith, bell'alto basso giocato tra Smith e Salvini, smarcata completamente sotto canestro. Salvini a segno con il canestro che vale il +5. Piramis Torino 35-30, sconsolato in panchina coach Antonello Restivo. Qualcosa non sta funzionando evidentemente nella difesa dell'Energit Cagliari. Qui c'è spazio ancora per il tiro da 3, stavolta la sua conclusione si infrange sul primo ferro. Qui Pralis, gran rubata, servita Nicolina Milic sotto canestro e realizza Nicolina Milic. 10° punto della partita di Nicolina Milic con anche 5 rimbalzi. Qui Smith si affenta sul pallone vagante, il tiro fronte a canestro di Salvini sbagliato. Quarta recupera il rimbalzo, non riesce però a controllarlo, se ne avvantaggia Samantha Pralis a tutta velocità dall'altra parte del campo. Gran doti di ball handling anche per lei, e poi la tripla di Cinzia Arioli, provvidenziale il capitano del Cus Cagliari, che permette alle sue di impattare ancora. 35-35, dimenticata Quarta, ancora fuori dall'arco, imbufalito coach Antonello Restivo. Alice Quarta non perdona, 2 su 3 da 3 per lei. 35-38 più 3 Piramis Torino. Pralis, arriva il blocco di Milic, ancora Pralis a lavorare dal palleggio. Arioli ancora da 3 punti, stavolta il suo tiro non trova nemmeno il ferro. Stava peraltro scadendo il cronometro dei 24 secondi. Cambio per coach Emanuele Petracchi, c'è con il numero 31 nuovamente la greca Sotiriu, esce invece Costanza Cohen, protagonista di una buona prova. Piramis Torino in attacco, schema L chiamato da Ada Puliti, il passaggio consegnato per Alice Quarta. Palla nuovamente fuori per il tiro da 3 di Salvini, sbagliato, rimbalzo di Arioli, strappa però la sfera dalle mani Alice Quarta, gran protagonista in campo in questo secondo quarto. E Sotiriu dall'angolo a segno per il nuovo +5. Piramis Torino a un passo da un'altra palla recuperata con Alice Quarta, davvero attivissima su tutte le linee di passaggio, molto presente in attacco e in difesa la giocatrice in maglia blu numero 8. Da 3 punti Pralis, stavolta sbaglia, rimbalzo di Nicolina Milic, spinge secondo gli arbitri Salvini, arriva il fallo su Nicolina Milic, pivot bosniaco, che dunque va a guadagnarsi questo fischio arbitrale che permetterà al Cus Cagliari di rimanere in zona d'attacco. 47 secondi al termine di questo periodo di gioco, 14 invece per chiudere l'azione per il Cus Cagliari con Cristina Benic. Qui gira sul perno, cesta, prova a servire la posizione profonda di Nicolina Milic, che però non riesce a controllare questo pallone. Torino in attacco con Salvini fuori, non è marcata Sotiriu da 3, Sotiriu, e ancora
percentuali altissime al tiro da 3 punti per la Piramis Torino, che prova a scappare via, prove tecniche di fuga per le ragazze di coach Petracchi. 43-35, Cus Cagliari con 14 secondi per il tiro. Qui Milic prova a fare sportellate vicino a canestro e segna con il fallo il pivot bosniaco del Cus Cagliari, prova a scuotere le sue dal torpore, canestro e fallo per Nicolina Milic. Pronta a tornare sul parquet Yvonne Henderson, presumibilmente sarà lei l'incaricata a prendere l'ultimo tiro del secondo quarto per la Piramis Torino. 37-43 più 6 per le piemontesi, con Nicolina Milic pronta in lunetta. Non convertito il libero aggiuntivo, 9 secondi, ora 8-7 per l'attacco della Piramis Torino da 3. Sotiriu non trova nemmeno il ferro, conclusione un po' affrettata in questo caso da parte della giocatrice greca. È rimasto anche un secondo da giocare, probabilmente il Cus Cagliari tenterà il tiro, la preghiera come si dice in questi casi, non riesce però nemmeno a ricevere Nicolina Milic. Su di lei l'anticipo di Yvonne Henderson. Allora, dopo 20 minuti di gioco al Palacus, davanti c'è la Piramis Torino con il punteggio di 43-37 contro il Cus Cagliari. Pausa per noi e poi nuovamente in diretta da Cagliari per il secondo tempo di Energit Cagliari Fixi Piramis Torino. È terminato il time out chiamato da coach Antonello Restivo. Più 6 Piramis Torino, 49-43 qui al Palacus di Cagliari, quinta giornata di andata del campionato di Serie A1 femminile di basket. Il Cus Cagliari prova a trovare fiducia con Cinzia Arioli, che ha servito Cristina Benic, si propone per il blocco Milic. Benic non sa bene cosa fare del pallone, lo poggia all'indirizzo di Arioli, si torna in punta da Cesta, il passaggio consegnato per Pralis, su di lei la difesa arrembante da parte di Henderson, chiamato un fallo da parte della difesa della Piramis Torino. C'è un nuovo ingresso in campo intanto per coach Emanuele Petracchi, che ha spedito sul parquet Dalila Domizzi, guardia torinese classe 1991. Tanto il Cus Cagliari ha già effettuato la rimessa in gioco, la palla per Nicolina Milic è marcata forte, Samantha Pralis che non può ricevere. Qui bel gioco a due tra Arioli e Milic, che ancora non riesce a concludere. Ennesimo errore da sottomisura per la giocatrice bosnia, che è ripartita a tutta velocità. Alice Quarta, difettoso però il suo arresto secondo gli arbitri, infrazione di passi per Alice Quarta e dunque palla persa dalla Piramis Torino. Non si sblocca il punteggio, sempre 49-43 in favore della compagine piemontese. Ora in difesa con Domizzi, che va a prendere in consegna Samantha Pralis. L'uscita dai blocchi da parte di Benic, che riceve in questo momento il blocco di Milic, che poi taglia dentro, prende bene posizione e realizza il potenziale gioco da 3 punti. Qui lavora bene con il fisico Nicolina Milic, tiene il contatto e va a segnare. 45-49 il punteggio, 5 minuti e 16 secondi al termine del terzo quarto qui al Palacus, con Nicolina Milic in lunetta. Realizzato il libero aggiuntivo e ora sono 17 i punti di Nicolina Milic. Dall'altra parte invece la top scorer è sempre Jenna Smith, arrivata nel frattempo a quota 19. Attacca la Piramis con Alice Quarta a gestire questo possesso complicato. 7 secondi per l'attacco torinese, si deve affrettare Henderson, il giro sul perno, perde palla, la riconquista poi in un secondo momento, colpita al volto Henderson, che rimane a terra. Arriva il fischio arbitrale, fallo su Henderson, fallo che dovrebbe essere stato commesso, se non abbiamo visto male, da Pralis. Andremo poi a cercare il conforto delle statistiche. Probabilmente il quarto fallo è stato invece commesso da Nicolina Milic, che esce. Torna sul parquet invece Giulia Gombach con la canotta numero 24. Tutto pronto per la rimessa in gioco della Piramis Torino, avanti sul più 3, 49-46 qui al Palacus di Cagliari, mentre il pubblico di casa prova
a farsi sentire. Ricordiamo anche quelli che saranno i prossimi appuntamenti per le due squadre. Cus Cagliari che sarà impegnato a Sesto San Giovanni contro il Geas, mentre invece Torino riceverà la Famila Schio, turno particolarmente impegnativo dunque per le ragazze di coach Petracchi contro le campionesse d'Italia in carica. Qui è arrivato un altro fallo da parte della difesa del Cus Cagliari, allora Torino che rimane in attacco, lunghissima azione offensiva seppur spezzettata da parte delle piemontesi, con Yvonne Henderson pronta a incaricarsi della rimessa in gioco. Si propone Quarta, riceve invece Smith, il passaggio consegnato ancora per Quarta, non controllata da Arioli, e Alice Quarta ancora a segno con la quarta appunto tripla della sua gara, 12 punti per lei, tutti dall'arco, un fattore davvero importante in questa partita. Alice Quarta, 52-46 ore il punteggio per la Piramis Torino che difende, 4 minuti e mezzo al termine del terzo quarto, la finta di Arioli che fa saltare Smith, prova a sfruttare il mismatch, la brucia sulla partenza, Smith che abbocca alla finta, chiamato il fallo, secondo fallo personale da parte di Smith. E Cus Cagliari in attacco con Pralis che non può ricevere, tema tattico importante di questa partita è la difesa proprio su Samantha Pralis, presa in consegna in precedenza da Domizzi. Vuole evitare coach Petracchi che la giocatrice newyorkese entri in possesso del pallone. È arrivato nel frattempo un errore da parte del Cus Cagliari con Yvonne Henderson che parte da tutta velocità, serve Quarta, la finta di Quarta, riceve un po' sorpresa Ntumba che prova a partire dal palleggio usando il fisico contro Cristina Benic, spinge secondo gli arbitri Cristina Benic, chiamato il fallo dalla terna arbitrale. E Piramis Torino ancora in attacco con 14 secondi per andare al tiro. Yvonne Henderson è pronta a prendere in consegna il pallone sulla rimessa. Alice Quarta, il palleggio di Alice Quarta fronteggiata da Gombach, si appoggia ancora a Henderson, sale Smith per il blocco, non riceve invece la numero 10, si tratta di Domizzi, poi il tiro dalla lunga distanza tentato da Ntumba, rimbalzo conquistato dal Cus Cagliari con Giulia Gombach, poi Cinzia Arioli ancora da Gombach. In punta c'è Aleandra Cesta, il taglio backdoor di Pralis che riceve e va a segno. Grande rapidità di Samantha Pralis qui nel pitturato, trova bene l'equilibrio e manda a segno il canestro del 52-48. Cus Cagliari che si riaffaccia sul -4 e qui va a recuperare un pallone importantissimo, ancora Samantha Pralis a recapitare i punti del -2. Attenzione al Energit Cagliari, nuovamente a contatto, 50-52 in favore di chi attacca e della Piramis Torino. Qui è il blocco portato da Smith, Quarta vuole fare tutto da sola, trova un grande scarico per Mitongu Ntumba che però sbaglia, recupera il rimbalzo, altro errore dell'ex giocatrice della Virtus Cagliari. Riparte l'azione del Cus con Samantha Pralis. Qui Arioli ha lo spazio per il tiro, preferisce andare dentro, si appoggia poi a cesta, fronte a canestro, un tiro comodo che però è sbagliato dalla giocatrice italo-argentina. In attacco la Piramis che prova a sfruttare questo errore con il tiro aperto per Domizzi da 3, sbagliato qui. Smith fa la voce grossa, sotto canestro, gran canestro di Jenna Smith, davvero importante sotto i tabelloni. Qui altri 2 punti per lei, sono 21 ora, con anche la possibilità di arrivare a quota 22 con il libero aggiuntivo. Qui doppio cambio per coach Petracchi, escono Domizzi e Mitongu Ntumba. Sul campo abbiamo nuovamente Costanza Cohen e Caterina Sotiliu, mentre Jenna Smith è pronta in lunetta col canestro che potrebbe valere il +5. Piramis Torino libero convertito e allora arriva il 55-50, 2 minuti e 20 allo scadere del terzo quarto. Qui al Palacus attacca il Cus Cagliari con Aleandra Cesta, il pallone fuori per Samantha Pralis, il passaggio a una mano per Cinzia Arioli che prova a partire dopo la finta. Qui l'ultimo tocco è stato di Costanza Cohen e dunque rimessa in zona d'attacco per il Cus Cagliari che avrà ancora 11 secondi per trovare una conclusione. Samantha Pralis va a incaricarsi della rimessa,
qui dimenticata Cristina Benic, che trova il canestro del nuovo -3 Cus Cagliari. Ottima rimessa giocata dal Cus Cagliari, smarcata completamente sotto canestro la giocatrice croata Cristina Benic. Qui spazio per la tripla di Cohen, a segno Costanza Cohen. Tripla fondamentale per la Piramis Torino, che stava subendo pian piano il rientro del Cus Cagliari ricacciato prepotentemente indietro. Ora Gombak, addirittura raddoppiata in un angolo, riesce comunque a servire Cesta. Si va ora da Pralis, il blocco di Cesta, ancora Pralis col pallone nelle mani, deve affrettarsi, 3 secondi, ora 2 per il tiro del Cus. Arioli, non c'è più tempo però nemmeno per la finta, infatti scade il cronometro. Chiede scusa Samantha Pralis a Cinzia Arioli. Pralis che probabilmente ha monopolizzato un po' troppo il pallone in questa circostanza. Si rimane dunque sul +6, Piramis Torino 58-52, 1 minuto e 20 secondi al termine del terzo quarto. Costanza Cohen riceve in punta, si fa vedere e riceve Sotiriu, controllata da Giulia Gombak, si sbraccia e riceve Smith, si torna fuori da Alice Quarta, il pick and roll laterale giocato con Smith, che poi prova a ricevere ma è generosissima su di lei la difesa di Cinzia Arioli, che riesce a intercettare. Qui il taglio di Pralis, spalle a canestro, Pralis, il giro sul perno, passaggio curioso all'indirizzo di Cesta da 3, Cesta sfortunata. Qui lavora bene al rimbalzo Giulia Gombak, che strappa via il pallone e va anche a subire il fallo commesso dalla difesa della Piramis Torino, e 2 liberi allora per Giulia Gombak. Guardia la triestina, classe 1994, 1,80 m di altezza per lei, uno dei volti nuovi, lo abbiamo detto, del Cus Cagliari, arriva dalla Calligaris Triestina. 2 su 2 a cronometro fermo per lei, e -4 Cus Cagliari, 58-54, ultimi 45 secondi di questo terzo quarto, con la Piramis Torino in attacco. Sotiriu prova a smarcarsi, non riceve nemmeno Henderson, la palla è per Smith, il tiro piazzato è sbagliato, Pralis a rimbalzo, l'ultimo tocco è stato di Sotiriu e dunque si riprenderà con una rimessa per il Cus Cagliari, che però non potrà tenere palla fino allo scadere del terzo quarto. 32 secondi sul cronometro ancora di questo terzo periodo. Samantha Pralis con tutta calma a portare il pallone in zona offensiva. Chiamato lo schema, il servizio all'indirizzo di Aleandra Cesta. Gombak guarda il canestro, prende il tiro da 3, lo manda a segno. Canestro importantissimo, Cus Cagliari a -1, 5-8, 5-7 in favore di chi attacca. Piramis Torino con Yvonne Henderson. Sta per scadere il cronometro del terzo quarto, qui l'intercetto di Cesta e poi Arioli con la preghiera, il pallone che però viene respinto dal tabellone. Segnali importanti però da parte del Cus Cagliari, che è sempre lì aggrappato alla partita. +1, Piramis Torino dopo 30 minuti, 58-57 qui al Palacus di Cagliari. Piccolissima pausa per noi, poi nuovamente in diretta per raccontarvi l'ultimo quarto di Energit Cagliari Fixi Piramis Torino. Tutto pronto al Palacus per l'inizio dell'ultimo quarto, 10 minuti decisivi per stabilire chi tra Cus Cagliari e Piramis Torino conquisterà i 2 punti in questa gara. Piramis Torino in campo con Quarta, Henderson, Cohen, Sotiriu e Smith. Cus Cagliari che risponde invece con Pralis, Benic, Gombak, Arioli e Cesta. Qui Smith a lavorare ottimamente col piede perno. Qui dimostra di avere anche mano morbida con il semigancio. +3 Piramis Torino, 60-57 il punteggio. Qui troppo forte l'uscita di Alice Quarta su Cinzia Arioli, che rovina a terra. Fallo chiamato ai danni di Alice Quarta, terzo fallo della sua partita. Alice Quarta che è la seconda miglior marcatrice della Piramis Torino con 15 punti, leader invece Jenna Smith a quota 22 con 6 rimbalzi. Attacca Samantha Pralis, mano sinistra, va al tiro in reverse, non trova però la via del canestro. È ripartita Henderson. Qui il tentativo di Henderson su di lei, c'è il fallo speso da Aleandra Cesta, che non voleva concedere un canestro facile a Yvonne Henderson. E Henderson allora che va a prendersi
i due liberi, guardia americana classe 1990, 1,72 m di altezza per lei. 18,8 punti di media in 34 minuti fino a questo momento per lei, che è andata a realizzare il suo quinto punto della gara, mancato un po' il suo apporto realizzativo solito alla Piramis Torino. Esperienze particolari nel corso della sua carriera, spesa in gran parte in Europa, Svezia, Australia e Lussemburgo. Arriva proprio dal campionato lussemburghese, dove ha dominato sostanzialmente la Lega, quasi a doppia di media in tutto il campionato. Qui l'attacco del Cus Cagliari, il tiro sbagliato e il rimbalzo da parte di Jenna Smith. Attacca ora Henderson contro Cinziarioli, il palleggio in mezzo alle gambe, poi il crossover bruciante di Yvonne Henderson. Che talento per la giocatrice americana, gran giocata che permette alla Piramis Torino di allungare addirittura sul +7, 64-57. Cesta prova a rispondere, il suo tiro da 3 punti è lungo, ma lavora al rimbalzo Cristina Benic, che porge all'indirizzo di Samantha Pralis. Guarda il canestro Pralis, ferma il palleggio, lo vuole nuovamente indietro. Pralis fuori da Benic, il tiro da 3 a segno importante per il Cus Cagliari. Cristina Benic trova la via del canestro, settimo punto della partita di Cristina Benic. Primo canestro da 3 punti per la giocatrice croata, lavora ancora dal post Smith, lo scarico per Sotiriu, non c'è l'aiuto difensivo e Sotiriu va a segno con il più facile dei lay-up, 66-60. Se a tratti l'attacco del Cus Cagliari sembra ingranare, la difesa molte volte vanifica quanto di buono ha fatto nella zona offensiva. Qui la stoppata ai danni di Samantha Pralis. Cus Cagliari che potrà comunque rimanere in attacco con 15 secondi per concludere l'azione. Nel frattempo è uscita Giulia Gombach ed è tornata sul parquet Nicolina Milic, lo ricordiamo, gravata di 4 falli. Qui il tiro in allontanamento a segno da parte di Aleandra Cesta. Ossigeno puro per il Cus Cagliari, che ora difende a uomo. Quarta in punta Smith, ora Sotiriu, il taglio dentro di Smith. Qui passaggio un po' pretenzioso da parte di Caterina Sotiriu, l'indirizzo della compagna che non poteva raggiungere la sfera. Palla persa banale da parte della Piramis Torino e Cus Cagliari con un possesso offensivo davvero importante per provare a riprendere la compagine torinese. Cinziarioli dal palleggio ha servito Aleandra Cesta, prova a tagliare dentro Benic, riceve invece Samantha Pralis, il pick and roll giocato con Milic. Samantha Pralis si mette in proprio, poi scarica in angolo per Arioli, il tiro dopo la finta di Cinziarioli. Tutta l'esperienza e la classe di Cinziarioli permettono al Cus Cagliari di tornare sul -2, 64-66, 6 minuti e 50 al termine di questa partita. Tentativo di anticipo da parte di Arioli, attacca quarta, fuori, non contestata la tripla di Cohen, è fortunato qui il Cus Cagliari. Il rimbalzo controllato da Samantha Pralis, a tutta velocità Pralis, lo slalom nel cuore dell'area e l'arcobaleno vincente. Attenzione, perché al Palacus il Cus Cagliari è tornato in parità, 66-66 il punteggio, 6 minuti e 36 ancora da giocare e time out chiamato da coach Emanuele Petracchi. Mini supplementare di 6 minuti e 36 secondi per decidere chi tra Cus Cagliari e Piramis Torino uscirà vincente da questa sfida. Meglio non un mini supplementare, ma qualcosa di più di un supplementare. Qui a Cagliari attacca la Piramis, il palleggio di quarta, la finta, poi il passo d'incrocio, il tiro difficile, sbagliato, rimbalzo di Gomba, che allora il Cus Cagliari può tornare in attacco per provare a passare davanti. Cinziarioli dal palleggio, riceve ora Cesta, la palla per Pralis, il palleggio di Pralis, 7 secondi, il Cus Cagliari non ha ancora costruito un tiro
palla fuori da Benic, il tiro da 3 difficile, sbagliato, tocca solamente a rimbalzo Milic, ma propizia il recupero di Benic e poi Nikolina Milic ancora a segnare con il fallo. È importantissimo canestro per il Cus Cagliari che passa davanti. Momento cruciale della partita, 5 minuti e 45 secondi al termine. Coach Antonello Restivo va a dare indicazioni a Cristina Benic mentre è pronta a tornare sul parquet Mitongu Ntumba, libero aggiuntivo convertito da Nikolina Milic. E ora sono 19, dovrebbero essere 19 i suoi punti, più 3 Cus Cagliari, 69-66. Piramis Torino che ha bisogno di una reazione nel momento più difficile. L'attacco di Von Henderson ha servito Alice quarta, ora Smith va ancora a cercare la giocatrice americana e la Piramis Torino, il tiro preso da Mitongu Ntumba, rimbalzo difficoltoso per Samantha Pralis che poi attacca a tutta velocità, decide di arrestarsi, spazio per la tripla di Arioli che si infrange sul primo ferro, rimbalzo poi di Smith e riparte la Piramis, qui a un passo dall'anticipo Pralis, palla per Henderson in angolo, c'è spazio per Puliti da 3 a segno, canestro fondamentale per la Piramis che torna in parità, 6-9 qui al Palacus, 5 minuti al termine, praticamente un supplementare, nuova parità con Cinzia Arioli che ha ricevuto il passaggio di ritorno da Aleandra Cesta, il blocco di Nikolina Milic, ancora la tripla tentata qui da Pralis, scavalca il canestro, il suo tiro e non trova fortuna e c'è un nuovo time out in campo chiamato in questo caso da coach Antonello Restivo. Si torna a giocare al Palacus, situazione di perfetta parità, 69-69 il punteggio, 4 minuti e 40 al termine della gara. Attacca Yvonne Henderson in angolo da Puliti nel blocco di Smith che ora vuole ricevere. La palla nuovamente però per Henderson, qui lo step back di Henderson vincente, gran giocata di Yvonne Henderson. E canestro del nuovo vantaggio, Piramis Torino 7-1, 6-9, Arioli si libera di Henderson, palla fuori per Cesta che ha spazio per il tiro da 3, Aleandra Cesta sbaglia, prova a saltare più in alto di tutti Nikolina Milic, Smith ha recuperato però il pallone, la Piramis è già in attacco con Smith, riceve ora Alice quarta, controllata da Cristina Benic, si propone per il blocco Mitongu Ntumba, si torna fuori per la tripla di Puliti, a segno con la tripla frontale, canestro da 3 punti per la Piramis Torino che va così sul più 4, anzi sul più 5 ovviamente, 74-69, aggiornato in questo momento il tabellone, 3 minuti e mezzo per il Cus Cagliari che cerca l'ennesima reazione, qui Nikolina Milic con il piazzato fronte a canestro, tiene vive le speranze del Cus Cagliari, Puliti la partenza, poi il passaggio fuori per Mitongu Ntumba che va dentro e sfonda, secondo gli arbitri, sfondamento di Mitongu Ntumba. Rimane a terra dolorante. Si tratta di Cinzia Arioli che ha subito una botta alla schiena, era partita come un treno Mitongu Ntumba contro la difesa del Cus Cagliari. Molto dolorante Cinzia Arioli, l'intervento dei medici del Cus Cagliari, anche le compagne attorno a lei per cercare di capire quali sono le sue condizioni. Si rialza in questo momento Cinzia Arioli, applaudita dal pubblico e aiutata anche da Ada Puliti. Partita accesa anche dal punto di vista agonistico ma assolutamente corretta fino a questo momento. Cinzia Arioli che è costretta ad uscire, torna sul parquet per il Cus Cagliari invece Giulia Gombach. 7-4, 7-1 il punteggio in favore della Fixi Piramis Torino che ora dovrà difendere. Riceve le cure dei sanitari del Cus Cagliari Cinzia Arioli in panchina.
Vedremo se ci sarà spazio per un suo rientro in campo in questi ultimi 3 minuti e 20 secondi. In attacco Samantha Pralis, si propone per il blocco Milic, ancora un blocco da parte di Cesta, Pralis si mette in proprio e sbaglia dalla lunga il rimbalzo per Milic e poi Pralis che si fa trovare puntuale sotto canestro. Punti importantissimi per il CUS, 74-73. Partita sempre in bilico, partita bellissima in diretta su legabasketfemminile.it. Qui la finta e il tiro in allontanamento di Henderson che sbaglia, ma c'è ancora un rimbalzo troneggiante di Jenna Smith. Henderson contro Benic, il blocco di Smith, si va dentro da Mitongu Ntumba, prova l'anticipo Aleandra Cesta, falloso però il suo intervento secondo gli arbitri. Fallo di Aleandra Cesta, terzo fallo della giocatrice italo-argentina, arrivata anche lei quest'anno in casa CUS Cagliari. Non c'è ancora il bonus e dunque rimessa in zona d'attacco per la Piramis Torino, fuori da Alice Quarta che guarda il canestro, va fuori da Mitongu Ntumba. Ora c'è Ada Puliti che ha ceduto all'indirizzo di Henderson, 4 secondi per il tiro della Piramis, il piazzato dalla media di Henderson, il rimbalzo però di Smith e poi Quarta lasciata solissima ancora fuori dall'arco e va a segno con la sesta tripla della sua serata, 6 su 7 da 3 per Alice Quarta, 18 punti, un fattore davvero determinante in questa partita, seconda miglior realizzatrice peraltro della Piramis Torino, alle spalle di Jenna Smith, dominante con i suoi 24 punti e 8 rimbalzi. In precedenza è arrivato l'errore del CUS Cagliari che ora deve difendere, 1 minuto e 50 al termine. Qui la palla per Jenna Smith, vuole ricevere Quarta, si mette in proprio Smith, fuori da Mitongu Ntumba e poi il tiro da 3 punti di Puliti, sbagliato, rimbalzo da parte di Milic. Pralis, c'è bisogno del suo talento ora per il CUS Cagliari, da 3 Samantha Pralis ed è vivo il CUS che ora torna sul -1, 77-76. Henderson, Mitongu Ntumba e ora Puliti, prende posizione Smith contro Milic, la partenza e la linea di fondo presa ottimamente da parte di Smith e c'è l'infrazione di passi e palla persa dalla Piramis Torino, 77-76. Cambio per coach Antonello Restivo, torna Cinzia Arioli, fortunatamente nulla di grave per lei, 1 minuto e 16 al termine, sale la temperatura qui al Palacus. Le ragazze di coach Antonello Restivo, possibile sorpasso. Cristina Benic è pronta a eseguire la rimessa, riceve Samantha Pralis, un occhio al cronometro per lei che riceve le indicazioni anche da parte di coach Antonello Restivo, chiamato lo schema, il blocco di Milic, ancora il palleggio di Samantha Pralis contro la sua avversaria diretta Ada Puliti, ancora Pralis, si va da Benic che si sente in ritmo per la tripla. Cristina Benic e il CUS Cagliari mette la freccia e sorpassa, 79-77. Ora il Palacus è una bolgia. Torino in attacco con Puliti, si va da Mitongu Ntumba, poi in punta nuovamente da Smith, il taglio non servito da parte di Henderson. C'è ora Alice Quarta, 6 secondi, ora 5 per l'attacco di Torino. Puliti da 3 punti, sbagliato, rimbalzo controllato da Pralis, 30 secondi al termine. Il CUS Cagliari vede vicina la prima vittoria stagionale. Pralis dal palleggio, 20 secondi ora al termine. Pralis a lavorare sul blocco di Milic, si va ora da Benic, chiamato il fallo proprio su Samantha Pralis. E time out in campo chiamato da coach Emanuele Petracchi. Terminato il time out si torna a giocare al Palacus. CUS Cagliari in attacco, 13 secondi al termine, più 2 per la compagine universitaria. Qui subito il fallo speso su Cinzia Arioli.
Cinzia Arioli, che potrà andare in lunetta per 2 liberi davvero fondamentali. 12 secondi sul cronometro, il Cus Cagliari può mettere 2 possessi di distanza dalla Piramis. Sbaglia però il primo libero Cinzia Arioli, incoraggiata comunque dal pubblico del Palacus. Cinzia Arioli sbaglia anche il secondo, rimbalzo di Smith, attenzione, 10 secondi per l'attacco di Henderson, speso il fallo da Arioli su Henderson che andava via a tutta velocità. Fallo di Cinzia Arioli, in difficoltà dopo l'infortunio precedente, anche in debito di ossigeno probabilmente il capitano del Cus Cagliari, protagonista di una prova maiuscola e come sempre molto generosa. Stavolta il time out lo ha chiamato coach Antonello Restivo e dunque altra piccola pausa per noi. Si torna in campo per gli ultimi decisivi 8 secondi di Piramis Torino Cus Cagliari, quinta giornata del campionato di Serie A1 femminile di basket. Puliti si incarica della rimessa in gioco, prova a smarcarsi fuori dai blocchi, Henderson riceve ma perde palla quarta e Benic fa scorrere il cronometro. Fallo su Cristina Benic, 5 secondi al termine, più 2 Cus Cagliari che ora vede vicinissima la prima vittoria in campionato. Cristina Benic in lunetta per 2 liberi pesantissimi. Cambio intanto per coach Antonello Restivo, esce Cinzia Arioli ed entra Giulia Gombach. Silenzio assoluto qui al Palacus per favorire la concentrazione di Cristina Benic, che sbaglia però il primo libero. Si rimane dunque sul 79-77, sempre più 2 Cus Cagliari. Benic col secondo libero a segno e allora 3 punti di differenza ora, mentre ci prova Henderson a tutta velocità. Henderson si arresta, il tiro da 3 sbagliato e allora finisce qui. Prima vittoria in campionato per il Cus Energit Cagliari, che si sblocca 80-77 sulla Piramis Torino. Si abbracciano le giocatrici di coach Antonello Restivo, quasi una liberazione per loro. Intanto sono in campo per cercare di raccogliere le battute a caldo da parte dei protagonisti, da una parte coach Petracchi, dall'altra coach Antonello Restivo. Antonello Restivo che va a salutare gli arbitri, gara ottimamente diretta dal trio di giacchette grigie, e coach Antonello Restivo che ora è in diretta con noi. Coach, finalmente ci avviciniamo un pochino in favore di telecamera. Coach, finalmente è arrivata la prima vittoria, quasi una liberazione. Sì, una liberazione, eravamo molto contratti e si è visto nei tiri liberi finali che non sbagliamo mai. Arioli tira sempre col 90% e anche Tina, però ovviamente è normale, è una stagione così, una stagione dove prendi una botta alla schiena e devi comunque giocare, ci sta anche questo, però ovviamente la nostra voglia di sbloccare quella maledetta classifica era tanta e ha prevalso su tutto. Avete trovato un avversario molto difficile che ha segnato tanto da fuori con Quarta e anche da sotto con Smith. Qual è stata la chiave? Probabilmente il cuore alla fine, la maggior fame di vincere vi ha dato l'energia per portarla a casa. Loro sono stati molto bravi a trovare quelle soluzioni. Smith è difficile da marcare, soprattutto se hai il tuo lungo che è carico di falli. Le altre soluzioni da fuori loro sono stati molto bravi a metterle, però è stata molta colpa nostra perché abbiamo lasciato troppo spazio a loro. Quando abbiamo un po' rialzato l'aggressività, perché non è facile mai, giochiamo in 5/6, non è facile stare aggressiva, aver paura anche dei falli. E quindi quando abbiamo un po' rialzato l'aggressività di difesa, loro non hanno trovato soluzioni facili come le hanno trovate prima. Vittoria importante questa anche in chiave salvezza, perché insomma sono punti pesanti questi contro una diretta concorrente. Adesso vi siete tolti questa scimmia dalla spalla della prima vittoria, adesso si riparte immagino con più fiducia. Ma la fiducia c'è sempre stata, anche perché se non hai fiducia in una situazione del genere è difficile anche scendere in campo. Quindi la fiducia c'è, noi avevamo la fiducia che prima o poi arrivasse una buona partita dopo una vittoria, dopo le buone partite che abbiamo fatto. È normale che stiamo sempre a inseguire, e inseguire è difficile anche giocare, quindi sicuramente questo ci dà morale, ci dà voglia di lavorare sulle nostre cose che dobbiamo migliorare. È arrivata una sconfitta in volata
andata, avete giocato direi anche sostanzialmente una buona partita sia fuori con Quarta che sotto con Smith. Cosa vi è mancato per riuscire a strappare altri 2 punti in trasferta? Secondo me ci sono mancati il momento in cui dovevamo cercare di ammazzare la partita quando eravamo sopra di 5-6 punti e l'inerzia era dalla nostra parte, e poi c'è mancata la gestione degli ultimi 2 minuti dove comunque abbiamo veramente buttato via la possibilità di poter gestire la palla in situazioni completamente diverse. Queste sono delle 2 carenze che abbiamo avuto oggi e le abbiamo pagate. Un peccato di esperienza, insomma, vi è costato questa partita? Sì, un peccato di esperienza e poi qualche giocatrice che non ha probabilmente reso al massimo, però ci può anche stare all'inizio del campionato, va bene così. Prima di questa gara Henderson viaggiava a quasi 19 di media, oggi avete avuto poco dal punto di vista realizzativo da lei, probabilmente vi sono anche un po' mancati questi punti nel computo finale della gara. Sì, Henderson però il problema lo sapevamo perché lei in settimana non si è mai allenata perché ha avuto un problema abbastanza fastidioso alla schiena e probabilmente l'ha pagato alla fine oggi. Ha fatto molto bene le altre partite, oggi dopo una settimana dove ha fatto solo un allenamento e mezzo purtroppo c'è un po' mancata, era da mettere in preventivo, va bene così. Ringrazio Andrea Farris che per directasport.it, sardegnasport.com, in collaborazione ovviamente con Lega Basket Femminile, ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa gara. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata e arrivederci alle prossime gare interne del CUS Cagliari nel campionato di Serie A1 femminile di basket. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei